Ok, abbiamo pensato di continuare l'esplorazione delle di sopra e casomai dopo torniamo qua se sopra non ci sono stanze buie per fare una sessione col fumo. Ci siamo accorti che col fumo viene. Ci siamo accorti che con il buio il fumo si vede meglio. Ok, proviamo ad andare di sopra. La porta l'avevo già trovata aperta, la torniamo a aprire, l'avevamo chiusa noi. C'è qualcuno di sopra? Se c'è qualcuno ditelo che noi andiamo via. È enorme qua. Però qua bisogna stare occhio perché questo è. È bellissimo. Qua ci verrebbero mille appartamenti. Per favore, potete far prendere forma al fumo che sta facendo il carboncino? Se mi portate il fumo in alto invece che a sinistra è meglio, per piacere. Lasciate qualche messaggio negli UVP? Mi fate vedere nel fumo? Fate prendere forma al fumo, per piacere. E se accendete quello strumento con la lucina verde, basta che passate vicino o lo toccate. Non vi fa male. Potete anche farvi sentire lasciando dei colpi. Fate dei rumori. Qui sopra ci abitava qualcuno?
Avete qualcosa da dirci? Vi piace l'incenso? Perché? Vi piace farvi vedere nel fumo? Ha un profumo buonissimo, non trovi? Mi dici come ti chiami? Qual è il mio nome? Perché questa casa non si vende? Adesso chiudo un attimo la Ecovox. Dici come ti chiami? Io mi chiamo Lina, tu? Sei donna? Abitavi qui? Cosa ci fai qua? Mi racconti qualcosa? Raccontami della tua vita.
Quindi vuol dire che stiamo dando fastidio, non gli va bene che stiamo qui e noi, rispettose come sempre, ubbidiamo ai loro desideri. Andiamo via, grazie per averci accolte, grazie per averci fatto compagnia e aver risposto alle nostre domande e ciao. Abbiamo finito la sessione, siccome lascio sul vetro il carboncino con l'incenso, ho deciso di riprendere, guarda che fuma era così. Prima di andare via vi fate vedere ancora un attimino nel fumo?
Fate un vortice col fumo, per piacere. Un bel vortice. Orario. Riuscite a fare un vortice? Come una tromba d'aria. Un vortice grandissimo col fumo, che si vede che è un vortice.